Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Muore schiacciato da una lastra in una vetreria di San Giovanni La Punta nel Catanese, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro un 58enne originario del Congo, un altro dipendente è rimasto ferito. Oggi l'addio a Marianna Bello, la donna travolta dalla furia dell'acqua a Favara è trovata dopo 18 giorni di ricerche. Le nuove alleanze mafiose nel Ragusano tra Sicilia e Albania, secondo il giornalista Peppe Bascetto. Suo il collegamento tra il sequestro lampo del 17enne di Vittoria e l'arresto del boss Stracquadaini. Palermo urla no alla violenza dallo stadio Barbera, commoventi i cori e la foto di Paolo Tormina tra gli spalti mentre proseguono le indagini sull'omicidio del giovane. Maxi sequestro a Palermo delle bionde elettroniche. Sul mercato del contrabbando 11 milioni di svapo, cartine e filtri. A Catania il quartiere dalla doppia faccia, da una parte esplosi diversi colpi di pistola vicino all'ex palazzo di cemento di Librino, dall'altra la bellezza della nuova installazione artistica di Antonio Presti. Calcio, sfuma il sorpasso per il Palermo, fermato in casa sul pari dalla capolista Modena. I rosanero restano comunque ancora imbattuti in campionato. Serie C, il Catania regala emozioni al Massimino con la bella e convincente vittoria contro la Salernitana. Rossa-azzurri a un punto dalla vetta con il Benevento nel mirino. Ancora una vittima sul lavoro, si tratta di un 58enne originario del Congo, lavoratore occasionale in una vetreria di San Giovanni La Punta alle porte di Catania. Sentiamo Orazio Longo. Il corpo giace a terra a pochi passi dal camioncino. La vittima sarebbe rimasta schiacciata da due pesanti lastre di vetro cadute mentre stavano per essere caricate sul mezzo. È pesante il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in questa vetreria a San Giovanni La Punta nel Catanese. Un operaio è morto, un altro è rimasto ferito. A perdere la vita è stato un 58enne originario del Congo, impiegato come lavoratore occasionale. Da una prima ricostruzione sembra che durante le manovre di spostamento di due pesanti lastre di vetro che dovevano essere trasferite sul camion, il materiale abbia ceduto schiacciando il 58enne. L'uomo è morto sul colpo, l'altro collega di 34 anni è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico di Catania e nell'Isoccorso. Sul posto i carabinieri di Gravina e i tecnici dell'Ispettorato del Lavoro per accertare eventuali responsabilità e il rispetto delle norme di sicurezza. È il 15° caso di morte bianca dall'inizio del 2025 nel Catanese, un numero intollerabile che non può essere ridotto a semplice statistica, dicono la CGIL e la Filctem che denunciano l'emergenza sicurezza nei luoghi di lavoro. L'UGL ribadisce la necessità di un impegno concreto e costante per garantire la sicurezza. Non possiamo continuare a indignarci per poi dimenticare, dice il segretario regionale Giuffrida. La Procura di Catania, insieme al pool coordinato dall'aggiunto Agata Santonocito, ha aperto un'inchiesta. Favara si è fermata per l'ultimo saluto a Marianna Bello, la giovane mamma dispersa nel nubifragio e trovata senza vita dopo 18 giorni di ricerche. Davide Sardo. Favara ha dato l'ultimo commosso saluto a Marianna Bello, la giovane mamma di 38 anni travolta dalla furia dell'acqua il 1° ottobre scorso e trovata senza vita dopo oltre 2 settimane di ricerche. Nel giorno di lutto cittadino la Chiesa Madre ha accolto parenti, amici e tantissima gente. In prima fila il marito, le sorelle, il papà e la mamma di Marianna. Fra i presenti, oltre a tanti sindaci del territorio, anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, della protezione civile e dei vigili del fuoco, protagonisti delle lunghe operazioni di ricerca. La cerimonia è stata presieduta dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. La vita non è tolta ma trasformata. Allora, se vogliamo la parola, ma che non è parola di uomini, è parola di Dio, e che anche la signora Marianna, che Marianna è stata trasfigurata e vive nella Pasqua eterna. All'uscita dalla chiesa il lancio di palloncini bianchi con la scritta Marianna vive. Accanto al dolore anche la consapevolezza che la comunità favarese non chiede solo conforto spirituale ma verità. La famiglia ha chiesto tramite il legale l'apertura di un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Per questo ci sono le autorità competenti. La Procura di Agrigento ha avviato accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.
Al nostro TG Peppe Bascetto, il giornalista che per primo ha raccontato l'alleanza tra Cosa Nostra ragusana e la mafia albanese, a lungo trascurata, almeno fino al sequestro lampo delle 17enne di Vittoria e l'arresto del boss Stracquadaini. Sentiamo Veronica Barbarino. In quel territorio stava avvenendo qualcosa a cui nessuno pensava. Un'alleanza ibrida tra la mafia albanese e Cosa Nostra siciliana. Dal sequestro lampo a Vittoria all'arresto del boss Stracquadaini, il giornalista antimafia Giuseppe Bascetto con delle sue indagini parla delle nuove dinamiche mafiose nel Ragusano, dove la mafia albanese e il clan di Cosa Nostra hanno stretto alleanza. Ho ipotizzato subito che dietro il sequestro potesse esserci l'ombra della mafia albanese di Cosa Nostra per le modalità con cui è avvenuto, modalità e tecnica militare che assomigliavano molto a quelle che utilizzano i narcos colombiani, boliviani o messicani. E siccome la mafia albanese è in stretto contatto con questi cartelli della droga e ha mutuato da loro le modalità di esecuzione, la ferocia, ho subito pensato a questo. Dopo le sue dichiarazioni, la DDA di Catania ha preso in mano le indagini, colmando anni di vuoto investigativo. Un vuoto investigativo che dura da almeno 10 anni. Perché i primi arresti di albanesi nella provincia di Ragusa risalgono a 10 anni fa, poi si sono susseguiti nel corso degli anni, abbiamo avuto le operazioni Camarina Drugs 1 e 2, abbiamo avuto altre operazioni di polizia, l'ultima nel 2019 dove sono stati arrestati Luz Indreu, Pandeli Prifti e Kuti Merapushi trovati con 50 kg di hashish e 1 chilo di cocaina, e quello che è mancato è inserire queste indagini in un quadro complessivo che spiegasse esattamente che cosa stava accadendo in quel momento e in quel territorio. Raccontare per non avere paura è il messaggio che lancia. Il segreto è non lasciarsi paralizzare dalla paura e trasformare quella paura in benzina per un atto di coraggio, perché questo è quello che bisogna fare, non lasciarsi paralizzare. E ieri allo stadio Barbera il ricordo di Paolo Taormina, il giovane ucciso con un colpo di pistola alla testa nella zona dell'Olivelle. Intanto vanno avanti le indagini. Orazio Longo. Palermo dice no alla violenza e lo fa dallo stadio Barbera durante il prepartita della gara contro il Modena, con striscioni, cori e il volto di Paolo Taormina proiettato sugli spalti nel ricordo sottolineato dallo speaker alla presenza dei familiari del 21enne ucciso pochi giorni fa con un colpo di pistola sparatogli in testa davanti a un pub all'Olivella alla presenza di decine di persone. In carcere c'è il 28enne Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio, che però secondo gli inquirenti non avrebbe agito da solo. Altri 7 giovani, tutti del quartiere Zen, sono stati destinatari di perquisizioni. Alcuni di loro avrebbero mentito nelle deposizioni. Una denuncia è scattata per chi avrebbe aiutato Maranzano a scappare ospitandolo per qualche ora a casa, mentre un altro sarebbe indagato per avere schiaffeggiato uno dei clienti del pub, evento che potrebbe essere all'origine dei tragici fatti. Intanto è trascorso senza particolari criticità il primo weekend in attuazione dell'ordinanza prefettizia che ha imposto le zone rosse in 3 aree della città particolarmente frequentate durante la movida palermitana: la Vucceria, via Macqueda, Piazza Verdi, via Roma, l'intera area del Teatro Massimo e via Cavour, compresa l'Olivella, teatro dell'omicidio di Taormina. In queste zone le forze dell'ordine per i prossimi 3 mesi potranno allontanare senza ulteriori provvedimenti tutti coloro che impediscono il regolare svolgimento della quieta convivenza civile, facendo divieto agli stessi di ritornarvi. La misura riguarda anche i minori. Si ampliano le maglie del controllo cui possono essere sottoposti gli avventori delle zone in oggetto, in particolare per chi è destinatario di denunce o si accompagna chi conti precedenti per droga, rissa, lesioni, furto, rapine e altri reati specifici. A Palermo maxi operazione contro il contrabbando di sigarette elettroniche. Sentiamo Giusy Lazzara. C'è un nuovo contrabbando, una volta erano le bionde, adesso i nuovi prodotti da fumo. A Palermo scatta il blitz contro un giro illegale di sigarette elettroniche. La Guardia di Finanza ha sequestrato fra sigarette, cartine e filtri 11 milioni di pezzi per 770 kg. I prodotti, se messi sul mercato parallelo illegale, fruttavano 1 milione di euro. È emerso che un unico importatore di Partinico rifornisse tanti negozi di oggettistica e articoli per la casa. I finanzieri, seguendo le consegne
effettuate dall'importatore hanno scoperto anche 11 esercizi commerciali nel centro di Palermo che vendevano senza alcuna licenza, in totale evasione d'imposta sui consumi. I militari hanno notato la presenza di poche scatole esposte per la vendita di prodotti da fumo, in alcuni casi anche nascoste sotto i banconi, mentre il grosso dei prodotti veniva conservato in magazzini nelle vicinanze dei negozi pronti per essere venduti. I titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati, le attività segnalate alle agenzie delle dogane e dei monopoli per le sanzioni che prevedono anche la chiusura dei negozi. Scoperto così che ai canali ufficiali, che avevano come clienti le rivendite di tabacchi, c'era un vero e proprio mercato parallelo con a capo società gestite da extracomunitari. E adesso andiamo a scoprire la doppia faccia di Libri nel quartiere di Catania, dove di notte si spara, di giorno si inneggia la bellezza. Tonino De Mana. Scene da Far West a Librino con l'ennesima sparatoria che sa di avvertimento. In attesa che le indagini, in questo caso della polizia, facciano il loro corso, cresce l'allarme dei residenti che ieri sera intorno alle 21 hanno segnalato colpi d'arma da fuoco al viale Moncada 18. Numerose le chiamate al numero unico di emergenza 112 e l'intervento immediato della polizia che sopra alcuni garage ha rinvenuto un tappeto di bossoli di vario calibro, segno evidente che ad aprire il fuoco sono state più persone o comunque armi diverse. Dalla criminalità all'inciviltà, con un intero quartiere che affoga tra rifiuti con micro e maxi discariche presenti in ogni angolo e poco importa se lì vicino ci sono case o scuole. Sacchetto selvaggio colpisce di giorno e di notte. Da queste parti la raccolta differenziata non è mai decollata. Si butta di tutto con i mezzi, nella fattispecie di ecocar, che devono spostare la spazzatura stessa per pulire la strada. Ai margini resta ogni cosa, dai sanitari ai divani ed anche sedie. Una di queste è in bella mostra sul marciapiede, sullo sfondo l'ex palazzo di cemento. Da una sedia all'altra, dai monumenti al degrado ai monumenti alla grande bellezza, con l'enorme sedia fortemente voluta da Antonio Presti. Questa è la sedia gigante di un grande artista, Giancarlo Neri, con una luna in cima. Ecco la porta dei sogni di Librino. Questa è l'altra faccia di Librino, quella pulita e bella e soprattutto quella che piace. Gravissime carenze igienico-sanitarie, alimenti in cattivo stato di conservazione, prodotti alimentari non tracciati sono stati riscontrati dalla task force della Polizia di Catania nell'ambito di un controllo in 2 wine bar e in un ristorante, rispettivamente in via Montesano, in via Enrico Pantano e in via Marchese di Casalotto. Carenze anche in termini di sicurezza per il cattivo funzionamento dell'impianto elettrico e il sistema di emergenza, irrogate 24.000 euro di sanzioni. La Regione siciliana ha completato l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti. Il documento sarà ora trasmesso al Ministero dell'Ambiente e all'Unione Europea. I rifiuti speciali comprendono tra gli altri quelli provenienti da attività agricole, industriali e commerciali, da demolizione, ma anche elettrodomestici, veicoli fuori uso e dispositivi elettronici. Il recupero è fondamentale perché sostengono sostanze pericolose per l'ambiente, ma anche materiali da riciclare. A Palermo oggi il via alla campagna vaccinale anti-influenzale, l'ASP ha distribuito 115.000 dosi. Marco Gullà. Ha preso il via da Piazza Verdi a Palermo la campagna di vaccinazione anti-influenzale dell'ASP. L'Influ Day, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione, ha visto la partecipazione di cittadini. Sono state 156 le vaccinazioni effettuate nel corso della giornata. A dare il buon esempio, sottoponendosi alla vaccinazione, sono stati anche il direttore sanitario dell'ASP di Palermo, Antonino Levita, e il direttore amministrativo Ignazio Del Campo. Intendiamo dare forza e vigore a questa iniziativa, in quanto la campagna vaccinale che si apre oggi è un'opportunità di protezione e di prevenzione. La vaccinazione è uno strumento estremamente utile e anche quest'anno vogliamo offrire ai nostri concittadini. L'ASP di Palermo ha già distribuito 115.000 dosi ai propri centri vaccinali, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. La distribuzione proseguirà nei prossimi giorni. Il vaccino è gratuito e disponibile per tutte le categorie a rischio, tra cui anziani, bambini, donne in gravidanza, soggetti fragili e operatori sanitari. È un dovere, ma è anche un esempio. Noi ci crediamo e lo dimostriamo sottoponendoci alla vaccinazione. Lo abbiamo fatto al momento del Covid, lo facciamo tutti gli anni per dimostrare che la vaccinazione è un dovere ed è una opportunità per tutti noi. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie.
Storie di infortunio, un racconto corale di esperienze reali per promuovere la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il volume è realizzato dall'ASP di Catania. Deladia Barbagallo. Narrare alcuni emblematici incidenti sul lavoro, ma al contempo studiare i casi realmente accaduti in modo da promuovere la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. È quanto si prefigge il volume Storie di infortunio, realizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania e presentato in occasione della Settimana Europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025. La ratio e l'obiettivo di questo volume è quello di trasferire alla popolazione, ai datori di lavoro, ai lavoratori, tutta una serie di eventi realmente accaduti dove vogliamo fare un'analisi puntuale di quelle che sono state le criticità che poi hanno determinato degli infortuni sul lavoro. Cadute dall'alto, ustioni, schiacciamento, 8 le tipologie raccontate. Tramite queste storie, queste dinamiche, queste modalità di accadimento si può imparare, si può apprendere per evitare che in futuro possano accadere gli stessi errori. Ogni racconto ricostruisce le dinamiche dei diversi incidenti, evidenziandone cause, conseguenze e lezioni apprese. Siamo agli spettacoli. La nuova stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica ha aperto il palco con Extramenia di Emma Dante, uno spettacolo che racconta l'umanità nella sua fragilità e nella sua forza. Veronica Barbarino. Un inizio di stagione visionario per il Teatro Garibaldi di Modica. Sul palco in scena Extramoenia, la nuova creazione di Emma Dante, regista e autrice palermitana tra le più intense e riconosciute del panorama teatrale italiano. Fuori dalle mura è il significato del titolo latino, ma anche la chiave di uno spettacolo che racconta l'umanità nella sua fatica, nei suoi desideri, nei suoi slanci d'amore e libertà. In scena 14 attori si muovono come un corpo unico, tra gesti, suoni e silenzi, raccontando la quotidianità come rito e la danza come atto di resistenza contro l'immobilità del mondo. Un teatro quindi che non si limita a raccontare, ma invita ciascuno a guardarsi dentro e intorno e a oltrepassare le proprie mura interiori. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi una ricca pagina sportiva a partire dal pareggio amaro per il Palermo. A tra poco. Siamo al calcio, pareggio amaro per il Palermo che al Barbera non è andato oltre l'1-1 con la capolista Modena, sorpasso fallito. Marco Gullà. Doveva essere la gara del sorpasso e invece il Palermo si tiene stretto un pareggio. Al Barbera i rosanero non vanno oltre l'1-1 con il Modena, ma nella ripresa la formazione di Inzaghi è crollata atleticamente, concedendo il palcoscenico alla squadra di Sottil, apparentemente più pimpante e in forma rispetto ai rosanero. Il gol di Segre nel primo tempo aveva illuso, nella ripresa invece l'autogol di Beresischi ha riportato i siciliani sulla terra. Il campionato è difficilissimo. Non ci facciamo distrarre dalle chiacchiere, facile non è nulla, il Modena non è primo per caso, secondo me abbiamo fatto fino al 60° un'ottima partita, probabilmente potevamo fare il secondo, poi insomma Joronen ci aveva salvato in una situazione e sul gol probabilmente dovevamo essere un po' più bravi. Un Palermo che ha comunque mantenuto l'imbattibilità in campionato, restando al secondo posto e pareggiando una partita che l'anno scorso avrebbe probabilmente perso. È stata una partita molto equilibrata, combattuta, con occasioni per noi e per loro e siamo comunque contenti perché loro erano primi, è una squadra organizzata, squadra forte. E noi abbiamo dimostrato di essere lo stesso forti. Rosanero che torneranno in campo sabato a Catanzaro. Il Catania domina con la Salernitana e raccoglie una vittoria che vale per la prestazione, per la classifica e per la convinzione che regala al gruppo. Marco Carli. A conti fatti si capisce perché Toscano sorride dopo Catania Salernitana. Non è solamente per la vittoria, non è semplicemente il punto di distacco dalla vetta, ma la somma di emozioni che questa partita racconta e i dati che ne vengono fuori. La prestazione, concentrazione nel primo tempo, perfezione nella ripresa. I gesti tecnici, la punizione di Cicerelli vale da sola il prezzo del biglietto. A proposito, i quasi 19.000 del Massimino sono un dato conosciuto, ma sempre da rimarcare. Tornando ai gesti tecnici, il controllo e la conclusione di Forte
volte quarto gol in campionato, sono da attaccante ritrovato che può fare la differenza. E poi ci sono i numeri, a parte la classifica, gli 8 clean sheet in stagione oppure la porta inviolata nelle partite casalinghe. C'è un po' tutto questo che vale la soddisfazione finale dopo il 2-0. Ci godiamo questa vittoria, bella, importante, che secondo me incide più nella consapevolezza e nella fiducia della squadra piuttosto che nella classifica, per la lunghezza ancora del campionato che c'è, perché da martedì ci aspetta un'altra partita importante qui nel nostro stadio, speriamo con questa gente che ci ha accompagnato anche oggi. E poi c'è la squadra, Aloy è pronto e se Caturano per via di un malanno alla schiena deve stare in panchina, si è visto per la prima volta Rolfini che poteva anche rendere più ampio il risultato, ma che come tutti ha raccolto solo sensazioni positive. Brividi proprio, ancora addosso ce li ho. È stata una bellissima giornata che mi porterò sempre dentro, è un esordio quasi perfetto, diciamo. No, però contenti, è stata una bella vittoria. Intanto nella settimana che porta al match col Benevento il Catania sarebbe pronto a rilanciare per Torre del Grifo, mentre Ierardi ha trovato l'accordo per il prolungamento del contratto fino al 2027. Trapani e Siracusa sono tornate senza punti dalle rispettive trasferte di Caravaggio e Caserta. Sergio Colosi. A Caravaggio il Trapani ha fallito l'esame di maturità. Dopo la buona prova di Cava, granate involuti e discontinui in Lombardia contro i giovani dell'Atalanta. Primo tempo da incubo, la difesa si scioglie in 7 minuti sotto i colpi di Manzoni e Levac. Reazione nulla, bergamaschi vicini al tris e il rosso al capitano Benedetti espulso per gioco violento è un altro segnale di una domenica da dimenticare. Non ha funzionato l'approccio, non siamo entrati in campo decisi, convinti come l'abbiamo fatto in altre partite precedentemente. Sicuramente ne assumo responsabilità di questa sconfitta perché non era quello che avevamo preparato in settimana, non siamo stati cinici, non siamo stati bravi, non siamo stati sulle gambe come l'Atalanta, sapevamo quelli che erano i pregi e i difetti e chiaramente è venuto a mancare qualcosa, c'è da rimboccarci le maniche, c'è da lavorare, c'è da riprendere, per cercare già da domenica prossima essere pronti a battagliare in casa contro il Cerignola. La prestazione positiva del Siracusa a Caserta potrebbe salvare la panchina di Marco Turati, ma non ha portato punti alla classifica degli azzurri, questa volta condannati dagli episodi. De Lucia con le sue parate firma la vittoria dei campani, maturata nell'ultima parte di gara con un tiro dagli 11 metri di Bentivegna. Tanta applicazione, una fase difensiva discreta e rare disattenzioni non bastano a cambiare la storia del campionato. I numeri con 9 sconfitte in 10 giornate condannano il Siracusa, oggi sempre più solo in coda, staccato di 5 lunghezze. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.